Sindaco, si restituisce alla città un importante impianto sportivo. Sì, ritorna da domani con l'inaugurazione ufficiale che faremo proprio nel campetto di Via Agrigento, annesso alla scuola, ora istituto comprensivo, allora scuola elementare Pirantello, uno spazio sportivo che purtroppo era stato abbandonato negli anni e che grazie ai soldi dell'ANAS abbiamo potuto ripristinare e mettere di nuovo, come si dice, in campo il campo sportivo di Via Agrigento. Domani per la città di Favara è sicuramente una giornata importante perché i giovani si possono riappropriare di questo spazio sportivo importantissimo che di mattina sarà messo a disposizione per gli alunni e gli studenti dell'istituto comprensivo Mendola Vaccaro, e quindi anche i ragazzi possono utilizzare questo strumento. Stiamo cercando di preparare, tra l'altro in questi giorni, proprio fra qualche minuto avremo anche degli incontri, una serie di progetti da presentare al Ministero per poter avere finanziamenti per le palestre e le strutture sportive della nostra città. Io mi auguro che i cittadini, i ragazzi, le persone che utilizzeranno questa struttura sportiva ne possano fare un ottimo uso, che vada sempre tenuto come se fosse qualcosa di proprio, di proprietà propria, in maniera tale da evitare che, come avviene spesso alle nostre parti, una cosa si crea, l'indomani si distrugge.